Benvenuti, oggi è giovedì 8 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:01. La luna sorge alle 9:46 e cala alle 22:02. Oggi si celebra San Domenico di Guzman. Domenico deriva dal tardo latino Dominicus, che significa del padrone e in senso particolare del Signore. L'8 agosto di ogni anno ricorre la giornata mondiale del gatto, il World Cat Day. Festa internazionale del gatto istituita nel 2002 dall'International Fund for Animal Welfare, un insieme di associazioni animaliste che ha scelto proprio l'8 agosto per festeggiare in tutto il mondo il gatto. La giornata internazionale è stata istituita proprio in agosto, mese in cui avvengono moltissimi abbandoni, mese in cui le cucciolate di gatti randagi raggiungono l'apice e non sempre le associazioni animaliste riescono a trovare rifugio e cure per tutti i trovatelli. Sono 87 le candeline per l'attore americano Dustin Lee Hoffman. Nel 1967 viene notato dal regista Mike Nichols, che lo scrittura per Il laureato. La sua straordinaria interpretazione lo proietta alla notte degli Oscar, dove ottiene una nomination come miglior attore. Comincia così una carriera costellata di successi, che lo vede negli anni 70 protagonista di pellicole d'autore, da Alfredo Alfredo di Pietro Germi a Il maratoneta, fino al capolavoro di Kramer contro Kramer, col quale vince l'Oscar come miglior attore. La seconda statuetta arriva negli anni 80 con Rain Man. Festeggia 63 anni The Edge, pseudonimo di David Howell Evans, chitarrista degli U2. Nel 1976 un volantino nella bacheca di una scuola irlandese fa incrociare la sua strada con quella di Bono Vox, Adam Clayton e Larry Mullen. Nasce così la famosa band. Il suo soprannome, in italiano Lo Spigolo o Il Limite, riguarda il suo profilo spigoloso e la propensione a sfruttare lo strumento al massimo, cercando ogni volta nuove sonorità. Infine, oggi compie 43 anni il tennista svizzero Roger Federer. Considerato da molti il più grande di tutti i tempi per la varietà di gioco, l'eleganza e l'accuratezza tecnica dei suoi colpi. Conta nel suo palmarès 8 vittorie a Wimbledon, una al Roland Garros, 5 agli Open degli Stati Uniti e 6 agli Australian Open. Proprio in Australia raggiunge nel 2015 il traguardo delle 1000 vittorie in carriera. Meno di 2 settimane dopo l'affondamento dell'Andrea Doria, il nostro paese è colpito da un'altra terribile tragedia. Nella miniera di Marcinelle, in Belgio, l'8 agosto del 1956 si verifica un incendio devastante. A una profondità di 975 metri, l'inferno si scatena e 262 operai perdono la vita, di cui 136 sono italiani. Questi lavoratori migranti erano giunti a Marcinelle grazie a un accordo italo-belga che prevedeva l'importazione di carbone estratto in cambio della loro manodopera. Sapete quanti chilometri percorre in media un giocatore di calcio di Serie A in una partita? La statistica dipende da tantissimi fattori, a partire dal ruolo. Di solito i centrocampisti si muovono di più e i difensori di meno, ma conta anche lo schema di gioco scelto dall'allenatore, da quanto la partita è combattuta, dalla squadra contro la quale si gioca. Insomma, in media macinano fra gli 8 e i 14 km, portiere escluso ovviamente.
Buongiorno ai 12. Oggi la Luna disegna nel cielo delle stupende configurazioni astrali, coinvolgendo tutti i giganti planetari, da Saturno a Plutone. Vediamo cosa riesce a fare. Ariete, decisamente la Luna oggi vuole dirvi che potete fare un capolavoro del vostro quotidiano, della vostra realtà, della vostra famiglia. Adesso che siete di nuovo pronti, tutta la vostra vita sta per essere rinnovata su basi e su obiettivi completamente diversi e molto più ambiziosi. Toro, l'ambizione della Luna oggi tocca uno dei giganti planetari che è il vostro ospite Urano. Finalmente sembra arrivato il momento dell'incontro giusto, della persona giusta. Finalmente potrebbe essere veramente amore, un amore sul quale costruire in maniera forte e possente. Gemelli, la Luna oggi nella sua ambizione vi lascia un po' fuori, ma promette assolutamente di darvi tutta una serie di certezze per quanto riguarda la famiglia e il piano logistico. Volete un rinnovo di cose e situazioni, volete anche spezzare delle routine che non sempre vi lasciano soddisfatti, quindi lasciate fluire la fantasia e date ascolto ai vostri desideri. Cancro, la giornata di oggi prevede una luna magnifica che dalla seriosità metodica in Vergine riesce ad abbracciare tutto. Oggi chiederete aiuto ai potenti delle stelle, ovvero ai pianeti maggiori, muovendo le fila di qualcosa di molto importante. La comunicazione sarà sicuramente fondamentale e l'incontro con qualcuno per stabilire alcune cose che vi stanno molto a cuore. Leone, la giornata di oggi prevede che la Luna sia molto ambiziosa in termini pratici ed economici. Potrebbe essere un momento importante per comprare qualcosa di grande, di nuovo, magari una casa, allargare qualcosa, un'attività commerciale, insomma qualcosa che dia ambizione ai vostri progetti economici. Vergine, la giornata di oggi vi vede ancora una volta protagonisti in una settimana assolutamente magnifica, proprio perché il vostro cielo, con una luna così ambiziosa che tocca tutti i pianeti, vuole riconfigurare totalmente la vostra vita. Non più insicurezze, non più incertezze e titubanze, ma assolutamente delle solite certezze che vi siete infine guadagnati. Bilancia, la luna in serata sarà vostra ospite, vi porterà una carezza e vi aiuterà di nuovo a rendervi più consci e coscienti della vostra spiritualità. Ecco, vedete, per voi è un momento molto delicato, proprio perché state per ripartorire una nuova attitudine alla vita, che vi lasci comunque andare a delle emozioni che da tempo vi siete negati, perché un po' troppo oberati da mille impegni. Adesso tornerete a vivere. Scorpione, giornata importante proprio perché la luna vi fa esprimere tutti i desideri possibili, un po' voglio l'erba voglio, perché no, ma chiedendo alle persone giuste probabilmente si apriranno nuovi e più ambiziosi scenari assolutamente da utilizzare nella vostra concezione di una trasformazione radicale di tutta la vostra vita, il vostro tempo e soprattutto il vostro lavoro. Sagittario, è una luna che non va molto d'accordo con voi. In questo momento ben poco potete fare per impedire che alcuni avvenimenti accadano. Probabilmente sarete nel bel mezzo di un bailam logistico non indifferente, qualche trasloco, qualche trasferimento nella località vacanziera, ma sicuramente molti di voi faranno i conti con una certa nostalgia e con un passato che dovrete comunque metabolizzare. Capricorno, una luna così stupenda e ambiziosa non può che esservi assolutamente alleata, proprio perché dalla sua posizione di trigono, che conserverà fino a metà giornata, vi darà tutti gli elementi in mano per poter pensare di aver imbroccato la situazione giusta e soprattutto per farvi scatenare in una passione e un'ambizione senza pari da anni a questa parte. Acquario, i giochi planetari oggi si fanno molto interessanti proprio perché è un momento molto fortunato, visto che uno dei poli toccati e risvegliati perché è retrogrado dall'ambizione della Luna è proprio il vostro Plutone, che si configura bene con Urano, il vostro guardiano, ma anche con Nettuno, i sogni. Ecco, vedete, tra forza di decisioni, sogni e ambizioni oggi avrete le prove che nel vostro lavoro avete compiuto un ottimo andamento che sarà assolutamente ricompensato da grandi favori planetari.
Pesci, giornata oggi molto significativa visto che la Luna si oppone sia a Saturno che a Nettuno e vuole innestare certezze e sogni in una dimensione più nuova, soprattutto per quello che riguarda il rapporto tra voi ed il partner, un rinnovo, una ripartenza, una rinascita nel vostro rapporto di coppia che avrà basi solide ma che permetterà comunque i sogni a cui siete molto legati. Tutto ebbe inizio con una sfida lanciata nel 1760 dal naturalista svizzero Horace de Saussure. Offrì 3 ghinee come ricompensa per chi fosse riuscito a conquistare la vetta del Monte Bianco. Dopo vari tentativi, finalmente nel 1786 Jacques Balmat, un cercatore di cristalli, e il medico Michel Gabriel Paccard, entrambi originari di Chamois, riuscirono nell'impresa. La vetta venne raggiunta l'8 agosto alle 18:23 dopo 14 ore di scalata. Durante una campagna elettorale, Barack Obama ha usato questa espressione per descrivere una situazione che non può essere migliorata. Ha affermato "like putting lipstick on a pig", che significa come mettere il rossetto su un maiale. È come spruzzare profumo su un cumulo di rifiuti, il cattivo odore rimarrà comunque. Con questa potente immagine Obama ha voluto sottolineare l'importanza di affrontare i problemi di fronte a noi, anziché cercare di mascherarli con soluzioni superficiali. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il mondo immaginario di Sara Teasley si anima quando da bambina è costretta all'isolamento a causa di un fisico fragile. Protetta dalla famiglia, Sara potrà uscire di casa ed entrare in contatto con l'esterno a 10 anni e solo a 14 può iniziare a frequentare la scuola, senza riuscire però a ottenere un diploma. Scrive poesie e inizia a pubblicarle. Nel 1918 sarà la prima donna a vincere il premio Pulitzer per la poesia con la sua raccolta Love Songs. Sara si sposa e si trasferisce a New York, dove vive inquieta un matrimonio fonte soprattutto di solitudine a causa delle lunghe assenze del marito, dal quale chiede il divorzio. A 48 anni, disillusa, si toglie la vita con un'overdose di barbiturici. Ci salutiamo con la frase del giorno. Le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti prima che di interessi. Quindi viva la creatività! Noi siamo qui pronti a tenervi compagnia e darvi spunti per nuove idee anche domani con l'imperdibile Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina!